Signore, è stata una svista, abbi un occhio di riguardo per il tuo chitarrista. Io sono Alessio Arena e alle audizioni di Musicultura presento 3 canzoni, come un po' tutti penso, da un disco, al quale sto lavorando praticamente da 28 anni, da quando sono nato, che ce l'ho in mente. E per me questa è una serie importante perché canto davanti alle persone e come sempre quando ho la possibilità di fare una cosa del genere, che è la più difficile ma anche la più bella che mi è capitato di fare nella mia vita, perché non mi considero un cantante, non lo sono, non ho la preparazione per considerarmi tale, quindi mi appello al miracolo ogni volta, al miracolo che deve succedere su un palco. C'è un certo margine di rischio, però è più bello. E fino ad adesso, diciamo, mi sono affidato a un tipo di espressività che magari mi proteggeva un po' di più, nel senso alla scrittura, quella che resta nei libri, che viene pubblicata nei pochi felici episodi. Ho pubblicato qualche romanzo qui in Italia, in Spagna dove vivo da parecchio tempo scrivo teatro e faccio un po' quello che posso. Spero di continuare stasera e un bacio, un saluto. Levati la fantasia, senti a mamma tua, disse l'osso al cane, Dio ti do ragione, stasera se mi metto a tavola con te, mi mangio le parole. Pensa a quello che ti resti, apri la finestra, fece il vento a quella luce nella stanza, e tu mi hai detto ne ho abbastanza di te, una bugia la devi costruire per salvarti dal niente. Sui passi miei c'è camminato l'idea di non pensare al giorno più bello che merito, ma il pane non è stanco del suo lievito, nemmeno io di quello che divento. Oh, ti racconterò tutto quello che io so dei satelliti di Urano, come fa a dormire piano la luna sopra la città che gli ha succhiato il sangue come una zanzara. Oh, ti racconterò di una lingua misteriosa come quella della rosa al cimitero, che dà voce al pensiero e fa volare le sue spine fino a attraversare il cielo. Non dar retta a chi ti dice se non trovi pace, poni la fiducia solo nella scienza. Se di qualcuno ne ha abbastanza, lascia stare. Ma amare è semplice, basta considerare tornare a casa appena ti hanno messo fuori strada. Oh, ti racconterò tutto quello che io so dei satelliti di Urano, che si può viaggiare lontano anche tra gli scaffali del supermercato quando cerchi il burro che ha cambiato nome. Oh, ti racconterò come ritarda il suo volo un gabbiano alla stazione di Milano per salvarsi dal niente, e come cantano i bambini dell'Antartide, come si vede il mare dal balcone di mia zia Luisa. Scommetto che tutte le cose dentro all'universo ritroveranno il tempo per restare qui vicino a me se non te ne vai. Scommetto che tutte le cose dentro all'universo, quando vorranno dire addio, respirano così. Shh.